A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. A scuola dagli alberi, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Gli alberi sono protagonisti questa sera, non alberi qualunque, verrebbe da dire, ma dei veri e propri giganti. Vi abbiamo raccontato nelle varie edizioni del nostro telegiornale di una spedizione friulana che ha portato alla scoperta, alla misurazione ufficiale dell'albero autoctono più alto d'Italia, ma non è finita qui, perché Giant Trees Foundation ha già un altro obiettivo nel prossimo futuro, che è quello di riuscire a scoprire e misurare l'albero più alto d'Europa. Partiremo da qui per questa puntata di Elettroshock, ma non ci fermeremo a questo, perché racconteremo anche dell'esperienza della Forest Summer School, questa esperienza che in tanti hanno vissuto sulle montagne friulane colpite dalla devastazione di Vaia. Un'esperienza anche questa che vi abbiamo raccontato, che rivivremo dalle parole dei protagonisti. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti che questa sera si alterneranno in studio, ce n'è diversi. Saluto e ringrazio per la sua presenza Andrea Maroè, grazie per essere tornato con noi. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente appunto della Giant Trees Foundation. Accanto a lui Gianluca Barnaba, sempre in rappresentanza della Fondazione, grazie per essere con noi, e poi saluto anche Alessandro Vilevic di Mollusk, che ha affiancato la Fondazione, perché poi un aspetto molto importante è quello di raccontare attraverso le immagini, attraverso dei documentari, queste particolarissime missioni. Allora Andrea, direi di partire subito da quella che è stata l'ultima spedizione che vi ha portato, come dicevamo, alla misurazione dell'albero autoctono più alto d'Italia. Come è andata? Poi vi proporremo tra pochissimo un servizio dal quale partiranno le nostre riflessioni. Un'esperienza particolare che ha avuto un segnalatore particolare. E infatti abbiamo avuto questa segnalazione di un albero particolarmente alto che, secondo appunto il segnalatore, sorpassava tutti gli alberi autoctoni italiani, e questo segnalatore era un frate francescano, Fra Valerio, che ci ha detto di aver misurato un albero, un abete bianco in particolare, a Laverna, quindi vicino al convento, di dimensioni appunto secondo lui colossali, tanto che ci aveva detto che era 56 metri, e 56 metri per un abete bianco in Italia è veramente una misura straordinaria. Non sveliamo altro, fatta questa premessa andiamo a vedere subito il primo contributo e poi raccontiamo di questa missione. È stato un frate francescano, Fra Valerio, a contattarli, convinto che tra i maestosi abeti bianchi presenti nella foresta di Laverna, in Toscana, potesse esserci l'albero autoctono più alto d'Italia, e non si sbagliava. Andrea Maroè, tree hunter internazionale, e il suo team di arboricoltori tree climbers sono partiti dal Friuli alla volta delle terre di San Francesco, certificando che proprio lì si erge, con i suoi 51 metri 85 centimetri di altezza ed una circonferenza di 5,22 metri, il gigante autoctono che più di tutti in Italia si avvicina al cielo. Si stima che abbia 300 anni. La spedizione della Giant Trees Foundation è stata ricca di emozioni. Proprio per cercare questo albero, che fino a 4 anni fa era un altro abete, la Ves del Principe in Trentino, sempre sui 52 metri, che però è caduto appunto durante un temporale. Per cercare questo albero siamo stati contattati proprio da un frate francescano, Fra Valerio, che aveva un po' il pallino di misurare gli alberi, e quindi ci ha detto: venite a misurarlo perché ho trovato il sostituto dell'abete più grande d'Italia. Ha perso la punta già 3 volte, e quindi probabilmente c'è stato un momento in cui era anche più alto, e il team era composto da 4 tra forestali, tecnici, tutti friulani, e siamo appunto stati ospitati nel santuario. Bisogna arrampicare questo gigante, si arriva in cima, che si sta su dei rametti piuttosto piccoli, bisogna alzare questa bandierina, e quelli a terra poi fanno calare giustamente il metro verticale e danno la misura. Io assaporo poi la pianta, è quello che la pianta
ci raccontano. Ma la storia che ci racconta lui, qui in cima a 50 metri, ci racconta e ci dice che già qualcuno oltre 40 anni fa è salito, probabilmente per curarlo, e ha tagliato dei rami che si erano rotti con una tempesta. E dopo questa tempesta l'albero ha rifatto nuove cime. Sta costruendo quello che normalmente si chiama il nido di cicogna, proprio perché è una pianta vetusta, oramai ha finito di crescere in altezza e cerca di crescere in larghezza, dominando tutti gli altri alberi. E allora tutti noi siamo abituati a guardare gli alberi dalla prospettiva, diciamo così, normale, dal basso verso l'alto. Che effetto fa cambiare prospettiva e qual è il racconto che questa poi prospettiva propone? Beh, fa sicuramente emozione. Dall'alto, soprattutto degli alberi più alti, si osserva il mondo in maniera diversa, ma soprattutto si ha la fortuna di essere vicini a una biodiversità che è contenuta appunto negli alberi più grandi, molto diversa anche da quella che si trova al suolo. E questo è uno degli aspetti anche più importanti della misura e della ricerca degli alberi più grandi, quindi conoscere che cosa c'è su questi grandi alberi, ma anche capire che cosa ci può essere appunto come capacità di riproduzione di sistemi che a terra non ci sono. Allora vado da Gianluca Barnabà per chiedergli appunto sempre rispetto a questa particolare prospettiva che vi è propria, le emozioni che si provano e poi quando salite sull'albero avete già un'idea di quello che quell'albero vi può raccontare o comunque ci sono cose che incontrate che vi sorprendono, vi stupiscono in qualche maniera? Ma allora, sicuramente è un'esperienza molto particolare e forte. E soprattutto partendo dal basso, guardando verso l'alto, un po' di incognite ci sono, però si cerca anche un pochettino di immaginare cosa potremmo incontrare, cosa si potrebbe vedere, soprattutto per quanto riguarda la pianta in se stessa, ma anche gli altri organismi che su di esso vivono, come licheni, muschi, ma anche uccelli e tutte le altre specie animali, vegetali. E salendo proprio in tree climbing è possibile appunto osservare come metro per metro cambia proprio la pianta e di conseguenza ogni metro è quasi un'esperienza molto bella, molto toccante anche soprattutto. Ed è, insomma, vediamo delle immagini che ci aiutano un po' a capire come si svolgono queste missioni, che cosa si incontra, che cosa si può vedere, insomma, trasmettono il fascino di queste missioni, di queste avventure. Allora chiedo proprio ad Alessandro Villevic, intanto di dirci, di spendere due parole per quanto riguarda Mollusc e poi appunto capire anche la vostra prospettiva, come vi siete avvicinati alla fondazione e in che maniera condividete con la Fondazione queste missioni? Beh, dunque noi siamo uno studio di grafica, comunicazione visiva, video e fotografia di Trieste. E siamo stati coinvolti in questa operazione da Andrea, che conosciamo perché abbiamo partecipato in forma privata, personale, alle Summer School, dove siamo stati comunque coinvolti nella documentazione dell'evento, perché facciamo questo mestiere qui, quindi andiamo sempre in giro con una macchina fotografica e con un video, e con l'apparecchiatura per fare delle videoriprese, i montaggi, per cui abbiamo documentato gli anni, diciamo, le summer school di quest'ultimo anno e anche l'anno precedente. Non credo che abbia fatto tanta fatica Andrea a coinvolgerci nell'operazione, perché è bastata una telefonata e dopo un quarto d'ora abbiamo già detto di sì, abbiamo avvertito tutti i clienti, guarda, non ci siamo per un tot di tempo, andiamo non sappiamo bene dove, però certamente un'impresa di questo genere presuppone un equipaggiamento adeguato e anche il trasporto di tutto l'equipaggiamento sul posto, quindi d'accordo sì, salire sull'albero, misurarlo, però poi a documentare tutta questa operazione ci vanno delle persone che trasportano il materiale, montano, smontano, illuminazione, voi ne sapete qualcosa, suppongo, no? Voglio dire, che cosa voglia dire attrezzare uno studio all'aperto, ecco. Per cui noi abbiamo questo ruolo qui principalmente.
Quindi di fatto, ecco, le immagini che in qualche maniera insomma, vedete scorrere, che ci accompagnano in questo racconto, diventano poi insomma, fondamentali nel momento in cui si tratta di condividere questa esperienza, e Andrea, anche questo è un aspetto fondamentale, non ci si ferma alla singola missione, ma poi non a caso abbiamo parlato di scuola dagli alberi, no? Sì, addirittura anche la stessa NASA è molto interessata a misurare e conoscere ad esempio l'altezza degli alberi, ma anche dei singoli alberi. Questo è importante appunto per conoscere ad esempio l'accrescimento delle foreste, quanto possono crescere determinate specie, quanta può essere la produzione di legname o addirittura il sequestro di anidride carbonica. Per cui uno dice andiamo a misurare degli alberi, può essere una cosa anche relativamente semplice, ma in realtà non lo è la documentazione, come diceva anche Alessandro, perché appunto documentare l'arrampicata su un albero è particolarmente difficile, e non lo è neanche però la misurazione in sé, che però porta ad una conoscenza interessante anche di tantissimi altri aspetti, appunto come dicevo prima, dalla biodiversità a quelli che ho già citato, che poi appunto sui quali anche la stessa NASA, ma anche l'Università di Udine sta lavorando, e stiamo lavorando anche in collaborazione con loro proprio per cercare di comprendere di più che cosa sono in grado di fare quelli che io chiamo i nostri cugini o comunque i nostri antenati, magari che pensiamo immobili, ma tanto immobili non sono. E allora adesso ci fermiamo, una piccola pausa per la pubblicità, torneremo a parlare di questi giganti verdi, di cosa ci raccontano, delle informazioni che ci possono dare, e a chi, come abbiamo già accennato, queste informazioni possono essere utili per quali scopi, ma parleremo anche della prossima missione. Non ci si accontenta di aver misurato l'albero autoctono più alto d'Italia, adesso la missione riguarda l'albero più alto d'Europa. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, questa sera siamo a scuola dagli alberi, abbiamo parlato della missione in Toscana di Giant Trees Foundation, abbiamo accennato a quella che sarà la prossima missione in Ucraina. Prima però facciamo un passetto indietro, perché si parlava di quanto è importante l'attività non solo di misurazione degli alberi, ma di raccolta di tutta una serie di informazioni che questi giganti verdi custodiscono e poi condividono con chi li studia. Andrea Maroè parlava del rapporto con l'Università di Udine, e allora abbiamo in studio chi la rappresenta. Saluto e ringrazio Giorgio Alberti per essere con noi. Allora, intanto parliamo un po' della collaborazione dell'Università con la Fondazione, come si sviluppa, su quali temi soprattutto? Beh, diciamo che la nostra collaborazione si sviluppa innanzitutto sull'approfondimento della conoscenza delle foreste, del loro funzionamento e anche del loro ruolo, diciamo, per l'uomo. E dall'altro lato, parallelamente, sul discorso divulgazione e quindi trasferimento di questo bagaglio di conoscenze a un pubblico sempre più ampio. I dati e le informazioni che gli alberi, come si diceva prima, custodiscono e possono darci. Quali sono le informazioni per voi più importanti e come utilizzate poi i dati raccolti? Beh, un albero è come se fosse un grande archivio, una biblioteca, perché sostanzialmente si accresce ogni anno e quindi rispecchia quelle che sono le condizioni ambientali del suo accrescimento. Quindi quello che a noi interessa è avere accesso a questo archivio e poter ricostruire la storia dell'ambiente, la storia del clima e come questo è cambiato nel tempo. Immaginiamo che l'albero più vecchio che c'è sulla Terra ha più di 4.000 anni, quindi immaginiamo di poter andare indietro di 4.000 anni e di conoscere il nostro passato per poi in qualche modo prevedere il nostro futuro.
E quindi da qui l'importanza delle informazioni e poi quello che si diceva, la condivisione. Abbiamo accennato, andremo poi anche nel dettaglio di questa iniziativa della Summer School. Abbiamo detto più volte, la devastazione di Vaia ha portato l'attenzione dei più su questo patrimonio straordinario che abbiamo, i nostri boschi, le nostre foreste, che forse erano date un po' troppo per scontate prima, quando abbiamo visto gli alberi abbattuti e la devastazione appunto che si è lasciata alle spalle Vaia, qualcosa abbiamo cominciato a capire. Insomma, quanto è importante anche poi riuscire a coinvolgere i giovani e non solo loro, coinvolgerli insomma per quanto riguarda la cura, la conservazione di questo patrimonio, che parte tutto, immagino, proprio dalla conoscenza che abbiamo dato troppo spesso per scontata. Beh, diciamo molto spesso chi fruisce della natura, della bellezza della natura, non abita dove questa natura si trova e quindi generalmente ha anche una scarsa conoscenza di questo ambiente. Quindi uno degli scopi di queste iniziative è proprio quello di far capire il funzionamento, la complessità di questi ecosistemi, il fatto stesso che un evento come Vaia è un fattore ecologico molto importante, perché crea anche delle condizioni perché la foresta possa in qualche modo rigenerarsi e ricrearsi. E quindi diciamo è importante non vedere la foresta come qualcosa di statico, come un museo, come qualcosa che io vado a vedere in vetrina, ma capire che è qualcosa di dinamico in cui anche l'uomo ha un importante ruolo ed è un fattore ecologico a tutti gli effetti. Torno da Andrea Maroè per parlare a questo punto della prossima missione. Siete pronti a partire verso quale destinazione? Allora, la destinazione è l'Ucraina. Abbiamo avuto anche qui delle segnalazioni che ci indicano che appunto all'interno di queste foreste potrebbe esserci uno degli alberi più alti d'Europa. Attualmente l'albero più alto d'Europa è un eucalipto in Portogallo di 73 metri. E speriamo di riuscire a oltrepassare questa misura con una pianta che è della stessa specie dell'albero più alto d'Italia, che è una specie non autoctona, è una douglasia, in Italia è alta 62 metri e 45, in altri paesi europei sorpassa i 68 metri e sembrerebbe che appunto in Ucraina ci fosse una pianta che può sorpassare i 70 metri e oltre. Come ci si prepara operativamente per una missione di questo tipo? Ecco, non è molto facile arrampicare questi alberi, anche perché normalmente i primi rami buoni sono oltre, quindi buoni su cui si può installare le corde, sono oltre i 35-40 metri. Quindi già arrivare ai primi rami diventa difficile. Abbiamo ideato ad esempio un apposito cannone ad aria, noi lo chiamiamo cannone, per lanciare una piccola sagola che poi ci permette di ancorare la fune. Però anche qui bisogna da terra riuscire a capire se l'ancoraggio è stabile, se è buono, perché comunque non si riesce a vedere se la pianta in quel piccolo ramo che riusciamo a prendere è sufficientemente stabile. Dopodiché da lì si va in progressione, quindi si arrampica quasi come in montagna, salendo da un ramo all'altro, ma sempre legandosi con le funi, quindi comunque con tutta la sicurezza possibile. Non c'è la certezza della sicurezza, però insomma con tutta la certezza possibile bisogna arrivare il più vicini alla punta e da qui poi si cala una cordella metrica fino a terra. Ecco, questo sistema uno dice ma perché ci sono i laser, ci sono i droni, ci sono tutta una serie di strumentazioni elettroniche anche piuttosto sofisticate per misurare l'altezza, però appunto in foresta non riuscendo a battere la parte basale dell'albero e la punta, molto spesso questi sistemi hanno delle difficoltà a lavorare. Per cui alla fine la valutazione finale, anche più precisa, può essere appunto quella fatta con una semplice cordella metrica. Ma l'arrampicata, come dicevamo prima, permette anche di analizzare come cresce l'albero, quanto vecchio è, quante punte ha rifatto, quanta è la sua capacità di ulteriore crescita negli anni. Ecco, il vostro sistema di arrampicata lo possiamo definire ecosostenibile, rispettoso delle piante?
Beh, sicuramente è il più rispettoso possibile, cerchiamo, fra virgolette, di non far male alla pianta e all'ambiente, quindi anche quando si sale bisogna stare attenti a non danneggiare la pianta, non danneggiare le epifite, cioè le piante che crescono sull'albero, non danneggiare eventuali nidi o presenza di insetti o altro. A volte gli stessi insetti o gli stessi abitanti degli alberi non sono molto felici della nostra presenza, per cui ad esempio in Ecuador ci hanno aggredito le scimmie, in Venezuela le vespe, quindi comunque insomma non è così semplice, a volte abbiamo dei problemi anche noi. Insomma, immaginiamo, poi insomma quando si parla di foreste, fa parte comunque anche quello dell'atmosfera, del fascino di una missione, vista dagli occhi appunto di chi non partecipa, ha comunque un che di avventuroso e di affascinante. Come si diceva c'è la parte relativa alla documentazione che poi insomma risulta fondamentale, perché una volta finita la missione è importante condividerla, raccontarla in tutti i suoi aspetti. E allora sempre per Mollusc abbiamo in studio Matteo Vancheri che parteciperà giusto alla missione in Ucraina. Sì. E insomma abbiamo sentito parlare di scimmie, abbiamo sentito parlare di vespe, le condizioni nelle quali vi trovate ad operare adesso, al di là degli attacchi di animali più o meno feroci, non sono comunque semplicissime. Voi come vi attrezzate, come vi state preparando a questa missione? Allora, diciamo che la nostra attrezzatura sarà per forza di cose ridotta al minimo indispensabile. Fare una scelta non sarà semplice, perché chiaramente dobbiamo provare a immaginare quelle che saranno le condizioni in cui ci troveremo, quindi cosa avremo davanti, quali saranno le distanze da coprire a piedi con la roba in spalla, se il drone potrà decollare, se le batterie saranno sufficientemente capaci da coprire un'intera giornata. E quindi diciamo abbiamo una componente tecnica abbastanza importante da pianificare. E poi chiaramente quello che noi vorremmo passasse da questo documento che andremo a realizzare è proprio non soltanto il fatto di misurare scientificamente l'albero, ma proprio tutto quello che ci sta dietro, cioè il viaggio, la scoperta, l'avventura. Possiamo mettere sulla carta anche un ipotetico fallimento, quindi tutto quello che c'è da capire e poter trasferire poi alle persone che guarderanno, diciamo, questa cosa. Poi vi troverete ad operare in condizioni di luce particolari che cambieranno nell'arco della giornata, per non parlare della possibilità di intemperie, di pioggia e quant'altro la natura possa insomma regalarvi, diciamo così. Sì, diciamo noi dalla nostra parte abbiamo comunque l'amore e l'esperienza per l'ambiente montagna, l'ambiente bosco, alla fine, quindi diciamo siamo pronti a quello che potrebbe succedere. Chiaramente cerchiamo di guardare un po' avanti, nel senso che cerchiamo di fare le cose il più prudentemente possibile, abbiamo sempre un piano B. Le condizioni di luce, diciamo, non ci spaventano perché stando molto tempo lì ci saranno molti cambiamenti di luce, cercheremo di catturare più momenti possibili. E poi chiaramente quello che conterà molto sarà anche poi la fase di montaggio che realizzeremo assieme ad Andrea per cercare di tirare fuori un prodotto che dia proprio un senso di completezza su tutta quella che è stato il viaggio e la spedizione. Ecco, sulla possibilità di documentare un eventuale fallimento, ho visto Andrea Maroè, no, quello non è previsto, non lo preventiamo. Io spero sempre di no, ma alcune volte è successo, per cui non è che, diciamo, in tutta la mia vita non sempre è andata bene, quindi io spero che questa volta però vada bene. Abbiamo a che fare con la natura, in fondo. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo entreremo nel vivo di questa esperienza che ha coinvolto in maniera davvero molto profonda tante persone, che è la Forest Summer School. Così insomma cercheremo di capire, per chi non l'avesse ancora provata, se magari c'è la possibilità di entrare in contatto con le nostre foreste. A tra poco.
Di nuovo insieme con Elettroshock. Abbiamo detto prima della pubblicità che avremmo parlato di questa particolare esperienza che è la Forest Summer School. Allora direi di partire subito con un contributo per entrare insomma nel vivo di questa esperienza. Siamo ad agosto 2019, siamo a Sappada dove sono entrati in azione alcuni volontari per salvare il bosco. Vediamo. Qualcosa di buono la tempesta Vaia ha portato. Ci siamo accorti del bosco, di quanto sia bello, certo, ma soprattutto di quanto sia importante, perché, come spesso succede nella vita, ci si accorge del valore delle cose solo quando si rischia di perderle. La devastazione del maltempo di fine ottobre ha lasciato molte tracce anche a Sappada ed è proprio nel verde di questa località che è in corso in questi giorni la seconda edizione della Forest Summer School, una vera e propria scuola formativa per studenti e volontari nata dal progetto Fai nascere un bosco nuovo di Giant Trees Foundation. Si tratta dell'associazione che, in giro per il mondo, studia i giganti verdi e che si è distinta in occasione della tempesta Vaia per il lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il disastro ambientale e il lavoro di ricerca e progettazione per la ricostruzione dei boschi devastati. Anima dell'iniziativa è l'agronomo e presidente di Giant Trees Foundation Andrea Maroè. La Forest Summer School è iniziata ormai da un po' di giorni, ci sono una trentina di volontari che lavorano e ci sono gli studenti, ci sono gli insegnanti. Questa è già la seconda edizione, probabilmente ne faremo una terza ancora da un pezzo sul Passo del Pure e questo riteniamo che l'educazione sia una delle cose più importanti per far conoscere quello che è successo e cercare di capire che cosa può fare l'uomo per evitare di nuovo queste devastazioni o perlomeno per ridurre quello che è l'impatto del clima, che purtroppo è causa sua, ma per ridurlo e ricostruire appunto questi boschi nella maniera più opportuna. Sono Elia, sono uno studente universitario di Siena e come gli altri 25 volontari che sono arrivati qui stiamo ripulendo il bosco da tutti i tronchi che sono caduti, dalle ramaglie e a quant'altro. Stiamo provvedendo a cippare e a macinare tutto il verde affinché possa essere riutilizzato. Io frequento questi luoghi da tanti anni e vengo da Udine e purtroppo ho notato questa grave situazione che c'è. Meno male che ci sono queste persone che aiutano e che fanno delle opere veramente interessanti e migliorano la situazione della sicurezza del bosco. Veniamo dalla provincia di Treviso e vediamo la distruzione e i volontari cosa sanno fare. E meno male che ci sono, perché altrimenti sarebbe ancora peggio. Ecco, siamo entrati nel vivo di questa esperienza. Chi l'ha vissuta, chi da turista, da frequentatore di questi luoghi ha potuto vedere i volontari all'opera. Qui c'è il tema della coscienza, della consapevolezza di quello che abbiamo attorno, di quello che possiamo fare per prevenire disastri quando è possibile oppure per porci in qualche maniera rimedio come è accaduto con Vaia. Andrea. Sì, diciamo che Vaia per noi è stata una grosso punto di domanda, cioè il perché è accaduta e che cosa effettivamente potevamo fare. Basandosi su questo, la cosa che ci è più venuta in mente era proprio creare un evento educativo dove le persone potessero lavorare per ripristinare il bosco. Diciamo che non possiamo salvarlo il bosco, però possiamo un po' gestirlo sicuramente meglio e spiegare che cosa è un bosco. Quindi fare effettivamente una scuola proprio all'interno del bosco, che abbiamo chiamato Forest Summer School. Quest'anno siamo ormai alla terza edizione, alla 10ª settimana praticamente, e abbiamo incontrato veramente parecchie persone che poi si sono aggregate, hanno continuato a lavorare, hanno continuato a voler istruirsi, documentarsi e vedere che cosa potevano effettivamente fare, ma anche come una foresta è in grado di rinascere anche da sola, da questi eventi che, come diceva prima il professor Alberti, sono anche normali per una foresta, per noi sono un po' meno normali, ma diciamo ci devono aiutare a comprendere poi come le foreste, soprattutto quelle dove c'è l'intervento antropico, devono essere gestite.
E allora vado proprio dal professor Alberti. Abbiamo titolato questa puntata Scuola dagli alberi, un po' insomma quello che succede con questa esperienza. Ecco, come la valuta l'Università di Udine? Beh, diciamo che uno dei compiti dell'università è proprio quello di trasferire delle conoscenze, di supportare il territorio con dei dati, con delle informazioni di carattere scientifico. Quindi diciamo, noi operiamo su un duplice binario. Da un lato supportiamo queste iniziative del learning by doing, quindi del fatto di, se vogliamo, sporcarsi le mani per imparare meglio alcuni aspetti legati alla foresta, e dall'altro lato ovviamente c'è poi l'aspetto più prettamente scientifico e quindi l'interesse ad approfondire attraverso una rete di monitoraggio che si sta insediando nel nord Italia le dinamiche post evento Vaia che si instaurano all'interno della foresta. Quindi sostanzialmente sperimentare e vedere un po' sulla falsariga di quello che gli svizzeri hanno fatto già 20 anni fa dopo eventi analoghi che lì sono accaduti, sperimentare tecniche di ripristino o anche vedere cosa la natura riesce a fare autonomamente. Si parla spesso di manutenzione del territorio e quando lo si fa nel contesto montano emergono insomma tanti problemi, tante difficoltà. Quello che un tempo si faceva ordinariamente oggi ha sempre più dello straordinario o dell'emergenziale, è così? Beh, diciamo che noi dobbiamo immaginare che il paesaggio che vediamo, le foreste che noi vediamo sono anche il risultato della coltivazione da parte dell'uomo, di secoli di gestione da parte dell'uomo. Negli ultimi 50-60 anni le condizioni sono profondamente cambiate da un punto di vista economico e sociale e questo ovviamente è andato a scapito di una gestione attiva del territorio. Probabilmente Vaia non ha solo, diciamo, se vogliamo, portato a conoscere le foreste e il tema forestale, ma soprattutto ha fatto anche comprendere quanto sia importante, almeno alle nostre latitudini, anche una gestione attiva del territorio. Le foreste riuscirebbero a vivere tranquillamente anche senza l'uomo, ma siamo noi che siamo interessati a gestirle in maniera opportuna, a conservarle per goderne dei frutti. Insomma, alla fine dei conti Vaia è stata anche una importante lezione che abbiamo pagato a caro prezzo, ma un'importante lezione. Sicuramente è costata molto, ma diciamo, ci ha fatto capire e ha sensibilizzato l'opinione pubblica sul tema della gestione, sul tema della conservazione e più in senso ampio sul tema del cambiamento climatico e quindi della necessità di trovare nuove strade sia per l'adattamento che per la mitigazione di questo cambiamento in atto. Torno da Andrea Maroè per capire quali sono le motivazioni che spingono le persone, in particolare i ragazzi, a partecipare a questa iniziativa, se c'è un ragazzo tipo, un partecipante tipo, diciamo così, e poi proprio qual è lo spirito con il quale decidono di scendere in campo. Ma diciamo che inizialmente noi avevamo pensato che ci fosse un allievo o comunque un volontario tipo, cercandoli appunto nelle scuole di agraria piuttosto che nelle università appunto orientate alla gestione delle foreste eccetera. Però poi abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di laureandi, di studenti delle più disparate età e delle più disparate appunto anche curriculum di studi, oltre che di volontari, addirittura di famiglie. Per cui direi che è un'esigenza diffusa quella di reincontrare la foresta, reincontrare i boschi e cercare di capirli. C'è veramente stato un po' di tutto, persone appunto di tutti i tipi e provenienti anche da moltissime parti d'Italia oltre che d'Europa, e si sta amplificando ancora di più questo discorso, tanto che stiamo cercando anche di farlo rientrare all'interno di un progetto Erasmus, quindi a livello anche europeo, anche appunto con le varie università. Ma la cosa bella è proprio quella che ci sono queste diverse sensibilità, diverse esperienze, diverse culture che si mettono insieme per cercare appunto di comprendere nel modo migliore, anche con tutti gli insegnanti che sono venuti a raccontare quello che, perché poi non dimentichiamoci che è una scuola, quindi di giorno si lavora e la sera ci sono un paio d'ore di lezione effettiva e
e si lavora insieme. Anche questa è una grande lezione, secondo me, di vita, perché nel bosco è difficile che uno fa per uno, no? Quando invece si comincia a essere in 30, in 40 che lavorano insieme, si vede che il lavoro procede e che si riesce a fare veramente moltissimo. E questo credo poi sia quello che la gente apprezza. È quello che la gente apprezza, poi insomma l'esperienza che portano a casa, poi se riusciremo sentiremo anche alcune altre testimonianze di chi ha partecipato. E allora anche in questo caso diventa importante la documentazione di questa iniziativa, del coinvolgimento, appunto abbiamo sentito di tanti giovani. Allora per Mollusk ci ha raggiunto in studio Manuel Sardo. Allora anche questa è una bella esperienza da raccontare e da documentare, insomma vi ha visto protagonisti, anche questa missione diversa magari dalle altre, ma sicuramente molto importante per il territorio in particolare. Sì, sicuramente sono state due, perché mi pare che la seconda, l'ultima è la seconda edizione, e sono state, sicuramente parto dicendo che è un'esperienza che ti cambia la vita. L'ho vissuta in tutti e due i modi, sia come appunto dal punto di vista di trasmettere, quindi pronto per andare lì e fare le immagini che state vedendo sotto impressione, e che è proprio come uno dei volontari in primo piano. Volevo dire che abbiamo detto prima che gli alberi sono un po' come una biblioteca, quindi se tutti questi alberi sono una biblioteca, Andrea Amaro è un po' come un custode, e quindi questi alberi lui sa leggerli e ha tanta voglia di trasmettere a chiunque abbia voglia di fare questa esperienza. Quindi dico che, no, però sì, è veramente una bella esperienza, merita. Più di qualcuno ha detto, e lo hai detto poco fa anche tu, è una di quelle esperienze che ti cambia un po' la vita. Che cosa hai portato a casa? Parlo in questo caso da volontario, non da persona che ha documentato. Allora, ho portato a casa sicuramente della conoscenza che all'inizio non avevo, e oltre a una passione che prima avevo per il bosco, c'è come un'implementazione, quindi torni a casa avendo voglia non vedi l'ora che torni alla prossima edizione della Summer School per tornare lì sul campo e dare proprio una mano a ripartire, ti senti veramente, ti cambia, una super esperienza. Un'esperienza insomma che ti sentiresti di consigliare, se c'è magari qualcuno che ci sta ascoltando, che è già lì che ci pensa, da fare, assolutamente da fare. Da fare, no? Sì, se hai qualche dubbio, mettilo da parte, superalo e vieni, perché merita tantissimo. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi avremo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. A tra poco. E allora eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. Vi abbiamo portato a scuola dagli alberi nel corso di questa puntata. Siamo partiti raccontando dell'ultima missione della Giant Trees Foundation, che ha misurato in Toscana l'albero autoctono più alto d'Italia. Abbiamo accennato a quella che sarà la prossima missione, ripartirei proprio da qui. Andrete in Ucraina, quando partirete? Partiamo proprio venerdì, stiamo mettendo a punto un po' l'ultima attrezzatura e quindi un po' i sistemi che andremo ad utilizzare e anche poi i rapporti diretti con l'Ucraina attraverso appunto il consolato ucraino, che tra l'altro ci sta aiutando proprio in questa impresa, assieme anche all'Università di Udine, come abbiamo già detto, e all'Orto Botanico di Padova e all'Associazione Forestale Italiana e anche al MIBACT, cioè al Ministero Italiano delle Foreste. Quanto durerà questa missione? Ma speriamo una decina di giorni, poi appunto si sa quando si parte, non si sa quando si ritorna. Tendenzialmente abbiamo 3 o 4 località da andare a ispezionare e vedremo poi appunto, prima misureremo gli alberi da terra e col drone e poi valuteremo quale o quali misurare effettivamente con l'arrampicata. Allora è tornato con noi Gianluca Barnabà, allora quali prospettive, quali obiettivi per questa prossima missione? Ma essenzialmente andiamo con quello di appunto cercare di misurare l'albero più alto d'Europa.
Però appunto per cercare di trovarlo bisogna misurare l'altezza, abbiamo comunque fatto una sorta di studio preliminare sull'area e con delle tecnologie anche abbastanza un po', se vogliamo dire, innovative, che è appunto quello che si chiama i sistemi LIDAR, che è una sorta di una strumentazione che si basa sul laser, che praticamente crea una tridimensionalità dell'area e del bosco, di tutto quanto. E quindi grazie a queste possibilità, che tra l'altro stanno anche sfruttando anche la NASA, come prima aveva parlato Andrea, si può appunto fare una sorta di programmazione in linea generale sui luoghi dove c'è più probabilità di trovare piante alte e anche le più alte, appunto. E quindi proprio in questa maniera qui abbiamo appunto trovato questi diversi luoghi su cui poter andare ad effettuare le misurazioni poi in tree climbing e quindi fare la misura esatta e precisa. È molto curioso questo aspetto, questo interesse della NASA. Pensi agli alberi, pensi alla natura, insomma qualcosa di legato alla tradizione del nostro pianeta, e poi alla NASA che sembra lontana anni luce. È veramente particolare questo aspetto, e che quindi anche la NASA guardi con interesse a questa missione. Chi mi racconta qualcosa di più su questo? Beh, diciamo che la NASA è interessata a quello che è lo stato di salute delle foreste, tendenzialmente, e alla loro espansione o restringimento. Con le modificazioni climatiche certamente abbiamo delle alterazioni anche nella salute dei boschi, che vengono misurate, possono essere recepite appunto dal satellite, nella capacità di sottrarre anidride carbonica nell'intera atmosfera da parte appunto delle stesse foreste, ma come dicevamo prima anche l'altezza degli alberi ci può cambiare immediatamente la quantità di legno che una foresta è in grado di immagazzinare, cioè una foresta mediamente alta 30 metri o mediamente alta 40 metri, anche se copre la stessa superficie, ha un impatto assolutamente diverso. Per cui riconoscere queste modifiche, ad esempio appunto le misure che sono state fatte in Amazzonia anche da noi, sono servite proprio per la NASA per rimodulare quella che era l'altezza degli esemplari che erano stati identificati, e quindi quella anche di tutto il layer forestale amazzonico, che è risultato essere più alto di quello che tendenzialmente ci si aspettava. E quindi anche lì abbiamo un accumulo di anidride carbonica molto più elevato di quello che ci si può attendere misurando ad esempio queste foreste da terra. Ma anche la biodiversità all'interno di questi ecosistemi, quindi sopra i 40-50 metri, è assolutamente misconosciuta. Abbiamo pochissimi studi e sappiamo pochissimo di che cosa c'è a questa altezza sugli alberi. E anche questo diventa importantissimo, non solo per la NASA, ma anche per tutti gli altri aspetti ecosistemici che foreste di questo genere possono dare e implementare anche a livello umano, quello che può essere condizioni di benessere o alternativamente di malessere. Abbiamo parlato dell'Amazzonia. Vi è capitato di andare in missione in zone che poi sono state colpite da disastri? Mi vengono in mente insomma alcuni incendi che hanno devastato porzioni rilevanti di questo patrimonio. Allora, ci siamo passati, io ricordo anche in California, quando siamo andati appunto c'erano a scalare le sequoie, c'erano vastissime porzioni di foresta completamente distrutta. Come abbiamo visto ci possono essere appunto influenze naturali o ci possono essere appunto l'influenza negativa dell'azione antropica. Veramente ci sono in certi casi proprio si creano dei paesaggi a dir poco lunari dove la foresta è stata completamente devastata. Dall'altra parte, arrivando poi magari 2 o 3 anni dopo, si rivede come la vita, appunto, anche indipendentemente dall'uomo, la foresta ha una capacità di rigenerazione incredibile. Certo che anche in questo caso sono degli ecosistemi in equilibrio piuttosto instabile, per cui basta veramente poco per alterarli e distruggerli. E su questo dobbiamo fare assolutamente, man mano che andiamo avanti, molta più attenzione.
Vado allora da Stefano Elia Maroè. Abbiamo visto coinvolti in questi progetti, nelle missioni, ma anche nella Summer School, tantissimi giovani. Allora volevo capire, proprio da qui, c'è una passione di partenza, si viene coinvolti dall'entusiasmo che trasmettono gli altri? Insomma, far parte anche di questa fondazione che cosa significa? Intanto mi verrebbe da dire che la nostra generazione, nelle persone che hanno dai 20 ai 30 anni, sta sviluppando una consapevolezza sempre più attiva nell'ambito anche del cambiamento climatico. Queste chiamiamole Tree Summer School, no? Sono delle occasioni per vedere il problema in faccia e per fare qualcosa in maniera diretta e non solamente stare, non so, su uno schermo a dire «ah, il problema è lì». No, è un modo per agire attivamente e ancora di più aumentare quella consapevolezza. In questo senso mi sembra normale che siamo noi quelli che si danno più da fare in questa direzione. Che sensazione è poi lavorare direttamente sul campo, rendersi utile, vedere anche poi gli effetti a stretto giro di quello che si fa? Ma sicuramente la manualità e il poter tastare proprio il bosco, il poterci lavorare dentro è una cosa che chi vive in città o maggiormente per la maggior parte del tempo in città non percepisce, non prova. Sono sensazioni che penso proprio a livello chimico si avvertono, arrivano e il poter vedere dopo una settimana il quanto un luogo possa cambiare con l'intervento di una piccola collettività come può essere quella dei volontari sicuramente ha un forte impatto su chi ne fa parte, no? È una soddisfazione bella grossa. Abbiamo sentito prima delle interviste di, diciamo così, turisti che sono stati incuriositi da questa attività, che hanno dato insomma un riscontro, hanno detto per fortuna che ci sono questi volontari, c'è anche questo tipo di riscontro poi certo. Che è interessante. Beh, è chiaro che è una cosa che inorgoglisce sapere di aver fatto un cambiamento effettivo, anche se magari minimale, come può essere solo su un sentiero, solo su 50 metri di territorio, però si vede, i risultati si vedono, quindi al di là anche dell'apprezzamento che può arrivare da fuori, che fa sempre piacere, è la consapevolezza di aver cambiato le cose in meglio. E questo è un bel risultato e soprattutto uno stimolo importante. Allora speriamo di aver incuriosito tante persone, magari tanti giovani. Chi fosse interessato a questa esperienza, che indicazioni pratiche possiamo dare? Se visita il sito della Giant Trees Foundation ci sono tutti i programmi, ci sono le modalità di iscrizione. Noi vogliamo che questa scuola sia completamente gratuita, proprio perché comunque uno già viene, deve dedicare parte delle sue vacanze per lavorare all'interno dei boschi, per cui anche in collaborazione con la Regione, con i comuni implicati, eccetera, cerchiamo appunto di rendere non onerosa questa esperienza, garantendo comunque anche il discorso assicurativo e questo credo sia poi anche un'altra delle cose vincenti, cioè uno viene per fare un'esperienza di lavoro e di studio, ma anche un'esperienza di gratuità. Da una parte lui dona gratuitamente il suo tempo e noi come fondazione, assieme a tutti quelli che collaborano con noi, cerchiamo di dargli perlomeno il vitto e l'alloggio in maniera tale che uno poi possa anche rimanere all'interno di questo territorio e poi domani anche tornare effettivamente a vedere i risultati che il suo lavoro poi ha portato. Ho un'ultima curiosità, siamo in chiusura. C'è un albero dei desideri, un albero non ancora scalato, ma che è insomma lì, un sogno nel cassetto? Ma per me? Sì. Ma a me piacerebbe, ma da sempre, riuscire ad arrivare oltre i 100 metri su un albero e sedermi poi in cima e magari anche rimanere lì. Su un albero particolare o basta che superi i 100 metri? Beh, diciamo che sono pochi quelli che sorpassano i 100 metri, per cui
tendenzialmente è una sequoia. Una sequoia, perfetto. Allora ringrazio tutti i nostri ospiti, c'è anche quelli che si sono alternati in studio con noi. Speriamo di avervi raccontato una bella storia questa sera. Naturalmente ci rivedremo qui per conoscere l'esito di questa missione in Ucraina. Grazie allora per essere stati con noi, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci, alla prossima.